questo è un altro tipo di intervento. Intanto vi dico, forse già detto anche Paolo Mocchi, la finalità della nostra associazione. Un'associazione che ha come scopo far conoscere la Costituzione. Basta, la missione è questa. Nel fare questo, nel tentare di raggiungere questo obiettivo, abbiamo organizzato alcune iniziative. Questa Festival della Costituzione è un'iniziativa, l'ultima, la più impegnativa, con l'obiettivo di far riconoscere questo documento, questa legge fondamentale dello Stato. Oggi ci avvaliamo così della presenza di 3 insegnanti universitari, quindi siamo al massimo livello del diritto costituzionale. Loro sforzeranno di essere, diciamo, comprensibili e accessibili. Comunque assisterete a delle brevi lezioni fatte da insegnanti universitari, quindi il massimo livello del diritto costituzionale. Qual è lo scopo? Proprio quello di incuriosirvi, di farvi interessarvi a questa carta, che poi in fondo è anche facile da leggere, e continuare poi eventualmente, se susciterà interesse, nello studio e nell'applicazione di questi principi, diritti di questa carta costituzionale. Io chiudo qua, augurando un buon ascolto, e do la parola adesso ai docenti che presento prima di andare avanti. In ordine con la professora Giangastro, insegnante all'Università di Trieste, il professor Giotto e il professor Mazzarotto. Deve nominare l'unica assolutamente. Università di Unica. Bene, do la parola al professor Giangastro. Buongiorno a tutti. C'è queste cose di imbarazzo di dover rifare la cosa che ho fatto prima, cioè io voglio farla un po' diversa anche per divertirmi da solo, perché sennò mi annoio anch'io oltre ad annoiare voi. Allora, voi avete sentito parlare di lavoro, questo festival è dedicato a Costituzione e lavoro. Qui voi invece avrete un approccio che è un pochino più generale ai temi della Costituzione. Non parlerò esclusivamente di lavoro, anzi parlerò neanche prevalentemente di lavoro. Per quanto mi riguarda parlerò di diritti costituzionali. I diritti costituzionali c'è un accenno all'articolo 2 della Costituzione, che è una norma importante che è scritta all'inizio della Costituzione, quindi tra i principi fondamentali, cioè tra le norme chiave della Costituzione, ed è una norma dedicata ai diritti. Su questa norma noi faremo qualche piccola riflessione per sviluppare un piccolo discorso sui diritti, su cosa sono i diritti in Costituzione, su quali sono i rapporti tra Costituzione e diritti, a chi spettano i diritti e così via. L'obiettivo di queste chiacchierate non è quello, se ne parlava proprio adesso, di insegnarvi il diritto costituzionale. Voi avete forse anche tutto il diritto di fischiare noi e di quello diciamo, però noi cerchiamo di interloquire con voi nel tentativo di stimolare qualche forma di interesse verso questo tema. L'interesse non è molto aiutato dal dibattito pubblico, non è molto aiutato dalla lettura dei giornali, perché si vedono risse, perché si vedono, diciamo così, delegittimazioni anche della Costituzione. Si dice la Costituzione vecchia bisogna cambiarla senza tenere conto che i paesi che hanno anche forse qualcosa da insegnarci, come la Francia o gli Stati Uniti, si basano su Costituzione, su pezzi di Costituzione che può cent'anni più di vita. Quindi l'obiettivo fondamentale di queste chiacchierate, secondo me, è quello di mettervi la luce nell'orecchio, cioè far venire a qualcuno la voglia di andare a leggersi la Costituzione e magari di prenderla anche sul serio, perché, come dirò in chiusura, prenderla sul serio è un buon sistema per migliorare le nostre condizioni di esistenza. E veniamo a quello che devo dirvi a partire, appunto, dicevo, dall'articolo 2 della Costituzione. L'articolo 2, vi dicevo, è collocato tra i principi fondamentali della Costituzione, quindi tra quelle disposizioni che stanno in apertura della Costituzione sono messe in apertura proprio perché sono le più importanti, sono state considerate le più importanti della Costituzione, e ha a che fare con i diritti. Non nel senso che faccia una lista di diritti,
ma nel senso che si riconnette a tutta una serie di altre disposizioni che prevedono specifici diritti. Cosa dice l'articolo 2? L'articolo 2 dice così: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ci sono alcune parole chiave forse in questa disposizione. Per esempio, diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui svolge la propria personalità, e ancora in correlazione tra diritti e doveri. Ai diritti inviolabili corrispondono doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo mi consente, lasciando sullo sfondo il tema dei doveri, che poi sarà trattato in parte dal professor Mazzaroli tra un po', concentrarmi brevemente sul tema dei diritti, cioè cosa sono i diritti, perché stanno nelle Costituzioni, che rapporto hanno con le Costituzioni. Le mie riflessioni si sviluppano intorno a 4 punti fondamentali, che sono i seguenti. Primo punto: che rapporto c'è fra diritti e Costituzione? La Costituzione è piena di disposizioni che prevedono diritti. Quale relazione esiste fra la presenza della Costituzione e la presenza di alcuni diritti? Come vedrete, ci sono delle relazioni interessanti fra Costituzione e diritti, e anche fra democrazia e diritti, che mi sforzerò di accennare. Secondo punto: quali sono, come sono fatti i diritti costituzionali? Come sono strutturati i diritti costituzionali? E terzo punto: di chi sono i diritti? Cioè a favore di chi sono previsti i diritti in Costituzione? Quarto punto: come si difendono, come si tutelano i diritti previsti in Costituzione? Come vedete, i punti sono 4, sarebbero punti ciascuno dei quali meriterebbe osservazioni ben più lunghe e ben più articolate di quelle che possiamo fare qui, però sono 4 punti che cercherò di risolvere in tempo breve, giusto per far riprendere la corriera, e comincio appunto dal primo dei profili citati. Che rapporto esiste fra Costituzione e diritti? Io direi che in prima approssimazione si può dire questo: le Costituzioni nascono, c'è un rapporto molto stretto tra Costituzione e diritti, le Costituzioni nascono fondamentalmente come strumento di tutela dei diritti. La prima definizione di Costituzione che noi ancora oggi adoperiamo e che ancora oggi segna in qualche modo la struttura delle Costituzioni è una dichiarazione che è una definizione che sta nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, documento rivoluzionario francese 1789, più di 200 anni fa, che sostiene questo: che una società in cui non ci sia la garanzia dei diritti e non ci sia la separazione dei poteri non si può dire che abbia una Costituzione. Cosa significa questo? Significa stabilire un nesso forte di strumentalità tra Costituzione e diritti. La Costituzione serve, funziona, vive perché garantisce diritti. La stessa separazione dei poteri non è un gioco di forza, un gioco di decisioni di poteri, è uno strumento per tutelare i diritti. È più facile difendere i propri diritti di fronte a un potere frazionato, diviso, di quanto non lo sia tutelarlo di fronte a un potere monolitico, unitario, che prende tutte le decisioni possibili. Questo è un primo profilo di legame. La Costituzione serve ai diritti, ma ce ne sono anche altri. Un altro profilo che potremmo seguire è la relazione, per esempio, tra diritti e democrazia. Voi sapete che l'articolo 1 proclama la Repubblica Italiana come una Repubblica democratica fondata sulla sovranità popolare. Ebbene, i diritti hanno un legame profondo anche con la democrazia. Come forse sfugge al dibattito politico corrente o il tipo di atteggiamento che su queste cose si ha in tempi recenti, democrazia non vuol dire votare e basta. Il voto di per sé non è democrazia, tantomeno è adeguato alla democrazia. Il voto ha bisogno di una serie di condizioni per potersi esprimere in termini veramente democratici. Ebbene, molte di queste condizioni sono collegate all'esistenza di diritti costituzionalmente protetti. Per esempio, che voto sarebbe, che voto uno può dare, ammesso che lo si conceda, se non esiste libertà di manifestazione del pensiero?
si può dare se non esiste libertà di associazione, cioè di unirsi con persone che la pensano allo stesso modo e che perseguono gli stessi obiettivi, che perseguono determinati obiettivi. Ma ancora, che voto sarebbe il voto di persone che vivono condizioni sociali tali da impedire qualunque forma di adesione, di partecipazione, di riflessioni sulla cosa pubblica? Uno che comincia con un martello in mano a raddrizzare la lamiera alle 6 di mattina, finisce alle 8 di sera, alle 10 va a dormire, si sveglia la mattina dopo alle 6, che partecipazione può avere democratica? In che modo può esprimere la propria partecipazione democratica? Del resto, questa correlazione tra le condizioni di vita e la democrazia era ben chiara alla mente dei costituenti. Se voi leggete il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, questa disposizione fissa fra i compiti della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Le condizioni di vita contano e come per la democrazia, e le condizioni di vita si riconnettono anche a molti diritti costituzionalmente previsti. Ma ancora, proseguendo sul filone del legame tra democrazia e diritti, abbiamo visto che i diritti fondano la democrazia, ma i diritti per molti aspetti limitano la democrazia. C'è una vocazione, come direbbero quelli bravi, è contromaggioritaria dei diritti. Quando voi riflettete sui diritti, dovete, una cosa salutare, è mettersi nei panni non tanto del cittadino medio che ha un lavoro medio, una famiglia media, eccetera, eccetera. Mettetevi nei panni di un cittadino molto borderline, di un omosessuale di colore, di religione musulmana che fa un lavoro in una fabbrica con condizioni terribili. Quelli sono i diritti. Anche da quel punto di vista si possono cogliere i diritti. I diritti hanno una funzione contromaggioritaria. La maggioranza non può conculcare i diritti, non può eliminare i diritti, fungono da in qualche modo freno anche per le decisioni della maggioranza. Del resto questo è una implicazione del fatto che noi, come forse voi sapete, abbiamo quella che si chiama una Costituzione rigida. Costituzione rigida significa che è una Costituzione che non può essere modificata con una decisione di semplice maggioranza, ma ci vuole una decisione più complessa per modificare la Costituzione, quindi anche per modificare i diritti. Ma c'è ancora di più nelle relazioni tra diritti e democrazia e nelle relazioni che vedono i diritti come limite alla democrazia. Nel corso della nostra esperienza repubblicana, 70 anni ormai di storia della Repubblica, si è posto anche il problema seguente: si può cambiare la Costituzione? Fino a che punto si può cambiare la Costituzione? Da quello che ho detto prima, la Costituzione è rigida, basta mettere in opera un procedimento un pochino più complicato e si può dire vabbè, possiamo modificare il contenuto della Costituzione. Si può fare tutto con questo procedimento un pochino più complicato? La risposta che la Corte Costituzionale ha dato a questa domanda è una risposta negativa. Alcune cose non si possono fare nemmeno con la revisione della Costituzione. Anche seguendo il meccanismo previsto dall'articolo 138 della Costituzione, che è l'articolo che prevede i meccanismi attraverso cui si rivede la Costituzione, non si possono toccare alcuni punti. Ebbene, questi punti che non si possono toccare sono diritti fondamentali. Cioè neanche con una decisione presa con strumenti che possono modificare la Costituzione si possono eliminare dalla Costituzione i diritti fondamentali. Da questo punto di vista l'introduzione dei diritti in Costituzione è una conquista, per così dire, irreversibile, vista come irreversibile, vista come una conquista da cui non si può ritornare indietro. Questo è il primo punto, cioè il legame tra Costituzione, democrazia e diritti. La Costituzione serve a proteggere i diritti, la Costituzione serve a fondare la democrazia, a creare le condizioni che rendono possibile, e i diritti servono a costituire le condizioni che rendono possibile la democrazia. I diritti limitano la democrazia e limitano anche la revisione della Costituzione. Il secondo punto a cui volevo brevemente accennarvi è il seguente: quali sono i diritti previsti in Costituzione? Qui si potrebbe partire, se avessimo più tempo, leggendo alcune disposizioni. Per esempio, una disposizione prevede che tutti hanno il diritto di
condividereste e quindi lo dico direttamente io. Una differenza tra questi due diritti esiste. In che cosa esiste? Esiste in questo. La libertà di manifestazione del pensiero è un diritto che si tutela se il potere pubblico, se l'organizzazione pubblica mette in opera una serie di strumenti che intanto fanno sì che non mi censuri lui, che non mi censuri lei, cioè che lo Stato non mi impedisca di esprimere il mio pensiero, e poi reprima quelli che tendono di impedirmi di esprimere il mio pensiero. In questi termini, questo è un diritto che funziona in maniera assolutamente identica per tutti, per ciascun cittadino, e non solo per i cittadini, come vedremo fra un attimo. Funziona per tutti, nel senso che sostanzialmente è un diritto che serve a poter esplicare una mia libertà, un diritto a essere messo in condizione di esercitare una mia libertà, un diritto a essere lasciato in pace in qualche modo, esercitare una mia libertà. L'altro diritto, quello di garantire cure gratuite agli indigenti, è un diritto che funziona allo stesso modo, non del tutto. Perché? Perché è un diritto che non serve a tutti, ci sono gli indigenti e ci sono i non indigenti. I non indigenti le cure se le possono pagare anche da sole per quello che concerne la Costituzione, mentre invece gli indigenti devono avere le cure pagate a opera dei poteri pubblici. Questo che cosa significa? Significa che questi diritti non funzionano in maniera uguale per tutti, ma tendono a dare un pochino di più a quelli che hanno un pochino di meno. Qui l'eguaglianza non è un dato di partenza per questo diritto, non è che tutti devono avere lo stesso diritto perché il diritto deve essere uguale per tutti. Il diritto alla salute deve essere uguale per tutti, ma per renderlo effettivamente uguale occorre che lo Stato in qualche misura intervenga, ed intervenga redistribuendo ricchezza. Io posso garantire le cure gratuite agli indigenti o passandogli il denaro per pagarseli, oppure mettendo in piedi ospedali. Ma gli ospedali e il denaro che io passo agli indigenti per pagarsi le cure, da chi lo prevedo? Lo prevedo da quelli che non sono indigenti. Questo genere di diritti è un genere di diritti che si chiamano di seconda generazione, sono entrati dopo nelle Costituzioni, sono nelle Costituzioni del dopoguerra, sono diritti che in qualche misura mirano alla promozione sociale, cioè mirano a migliorare le condizioni di vita di coloro che partono da posizioni più disagiate, più difficili, e in qualche modo mettono in opera quel principio di solidarietà che è stato scritto, che abbiamo citato prima e che è scritto nell'articolo 2 della Costituzione. Terzo punto che volevo trattare brevemente e si potrebbe intitolare così: diritti di chi? Diritti per chi? Ebbene, anche da questo punto di vista l'articolo 2 da cui siamo partiti ci segna in qualche misura la strada. I diritti costituzionalmente previsti sono diritti funzionali allo sviluppo della persona umana, sono diritti della persona. È vero che l'articolo 3 menziona anche le formazioni sociali. Le formazioni sociali è qualunque cosa di associato che sta dentro la società. Io posso immaginare vari tipi di formazioni sociali: la famiglia, la scuola, un'associazione, lo Stato, il comune, e si possono immaginare moltissime altre formazioni sociali. Ebbene, anche le formazioni sociali sono titolari di diritti, possono essere titolari di diritti, questo lo dice l'articolo 2, ma lo possono essere se e in quanto siano funzionali allo sviluppo della persona umana. Quindi i diritti sono fondamentalmente diritti della persona. Guardate che qualche secolo fa questo non era affatto, perché la persona non era considerata una persona, era considerata, chi ha sentito il professor Onida ieri forse si ricorda questo accenno, era considerata come parte di una certa corporazione, di un certo gruppo sociale. Era lì la sede dei suoi diritti. La persona in sé non contava niente se non in quanto si riconnettesse al gruppo sociale. Oggi i diritti sono diritti della persona. I gruppi sociali hanno diritti nella misura in cui, secondo una frase ormai abusata, nella misura in cui questi diritti sono funzionali alla tutela della persona. Ancora, cosa significa dire che i diritti sono della persona? Questo c'entra in qualche modo un dibattito che si potrebbe svolgere intorno ad alcuni articoli della Costituzione che prevedono i diritti. Questi non sono formulati tutti nello stesso modo. Alcuni di questi parlano di cittadini, che dicono i cittadini hanno questo diritto. Altri invece dicono tutti hanno questo diritto. Quindi apparentemente la Costituzione distingue alcuni tipi di diritti che sono solo dei cittadini e altri tipi di diritti che
invece devono essere riconosciuti a tutti. Ebbene, se noi guardiamo come si è evoluta l'interpretazione e la lettura di questi articoli, vediamo che questa distinzione tra cittadini e non cittadini tendenzialmente si è oscurata, si è messa in secondo piano, nel senso che la maggior parte dei diritti, non proprio tutti, per esempio il diritto di partecipare alle elezioni è riconosciuto soltanto ai cittadini, di votare e di essere votati, però per la maggior parte dei diritti, sia diritti del primo tipo, quelli che abbiamo visto prima, tipo la libertà di manifestazione del pensiero, sia anche diritti del secondo tipo, quindi diritti a solidarietà sociale, a forme di assistenza e così via, tendono a essere interpretati secondo un principio che potremmo definire inclusivo. Cosa vuol dire inclusivo? Tendono a essere riconosciuti a tutti quanti, non soltanto ai cittadini. Ci sono delle differenze qualche volta, ma le differenze non toccano il nucleo dei diritti che deve essere garantito a tutti quanti. Ultimo punto che volevo trattare, perché stiamo ampiamente nei tempi, è il seguente: come si difendono i diritti costituzionalmente previsti? Ebbene, quali sono quindi gli strumenti di difesa dei diritti costituzionalmente previsti? L'ultima osservazione che ho fatto è un'osservazione in qualche modo che denota una specie di apertura della Costituzione italiana anche a quelli che stanno fuori del nostro ordinamento. Ebbene, anche dal punto di vista della tutela dei diritti si è assistito negli anni, in particolare negli ultimi anni, negli ultimi decenni, a un processo di apertura anche degli strumenti di tutela dei diritti. Voi forse avete sentito parlare, per esempio, del Trattato di Lisbona, non ho mai sentito parlare, è un trattato che riforma l'Unione Europea, che rivede alcuni aspetti dei trattati istitutivi della ex Comunità Europea. Ebbene, questo trattato ha fatto diventare diritto vigente, completamente vigente, qua abbiamo un super esperto della materia, diritto completamente vigente, la Carta dei diritti che sono garantiti nell'Unione Europea. Ma ancora esistono, sono disponibili ai cittadini italiani e a coloro che vivono in Italia, ma non ancora che siano cittadini, anche altri strumenti di tutela dei diritti che vanno oltre il nostro recinto nazionale. Penso per esempio a un altro strumento di tutela internazionale che si chiama Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. È una convenzione, quindi un trattato internazionale che prevede l'esistenza di certi diritti e che consente ai cittadini di accedere a un tribunale, a una corte, che spesso è confusa con quell'altra corte, quella della giustizia dell'Unione Europea, mentre invece si tratta di due corti diverse, consentono quindi di avere una tutela anche di livello ulteriore rispetto ai gradi di tutela nazionale. Quindi anche da questo punto di vista si assiste, per così dire, a una apertura, apertura del nostro ordinamento e a un processo di proiezione dei diritti anche su un piano diverso da quello che è il piano puramente nazionale. Da questo punto di vista noi siamo abituati a considerare i fenomeni della globalizzazione, molti ne avranno sentito parlare, come fenomeni in qualche modo cattivi o pericolosi. Esiste una globalizzazione dell'economia che produce schiavi o produce dislocazioni di imprese in paesi dove ci sono condizioni di lavoro terribili perché costano meno, eccetera, eccetera. Ma c'è anche una globalizzazione forse buona, c'è una globalizzazione che viaggia, come si muovono le persone e porta con sé diritti. E da questo punto di vista probabilmente ci possono essere anche spirali di ottimismo per il futuro, al di là dei rischi che corriamo con la globalizzazione. Chiudo con un'ultima osservazione che in qualche modo riassume le cose che abbiamo detto. Abbiamo visto che la Costituzione serve ai diritti. Abbiamo visto che i diritti sono sostanzialmente irrevocabilmente previsti dalla Costituzione, non possono cambiarsi perché possono fare da argine alle decisioni di maggioranza e anche alle decisioni della Giunta costituzionale. Abbiamo visto ancora che i diritti sono diritti della persona, abbiamo visto che esistono forme di tutela dei diritti. La questione è: con questo abbiamo risolto tutti i nostri problemi? La risposta è in maniera assolutamente trasparente no, nel senso che la previsione in Costituzione dei diritti e la previsione di garanzie per la tutela dei diritti in Costituzione o comunque legittimate dalla Costituzione, che la Costituzione consente, non risolve integralmente il problema dei diritti. C'è sempre, come diceva il professor Olida ieri, uno scarto, una differenza tra quello che è scritto in Costituzione
sicuramente la Costituzione è la legge più importante che c'è in Italia, è la legge più importante nel senso che prevale sulla legislazione, consente anche di eliminare delle leggi che sono in contrasto con la Costituzione, ma per alcuni aspetti la Costituzione è anche una legge molto fragile, molto come dire, più complicata nel suo processo di attuazione. Una legge qualsiasi che fissa dei limiti di velocità sulle strade e prevede delle multe può essere delegata, diciamo così, nella sua applicazione a chi si occupa di queste cose, i vigili urbani, i carabinieri, i poliziotti. La Costituzione non funziona esattamente così. La Costituzione si basa, e i principi della Costituzione hanno una chance di affermarsi, di essere liberati, di realizzarsi compiutamente soltanto se quelli che sono sottoposti alla Costituzione ci credono, investono su questi principi. Ecco, io credo che queste iniziative, come quella che meritoriamente è stata organizzata in questi giorni, abbiano proprio questo scopo, quello di indurre la conoscenza della Costituzione, quello di indurre i ragazzi a leggersi la Costituzione, a cercare di conoscerla e soprattutto a cercare di prenderla sul serio, perché prendendola sul serio noi abbiamo delle possibilità di migliorare effettivamente le nostre possibilità di vita associata. E vi ringrazio. Buongiorno a tutti e grazie della vostra presenza a queste conversazioni che, come ha ricordato prima il professor Giangaspero, ci propongono di ampliare un po' la conoscenza di alcuni degli argomenti, di alcune delle situazioni che sono disciplinate dalla Costituzione. Noi abbiamo scelto di dedicare alcune considerazioni ai partiti politici e al diritto di associarsi in partiti politici. E non soltanto perché il tema sia estremamente attuale, ma per i giornali, per ascoltare la televisione, si parla molto di partiti e recentemente si tende a parlarne molto male, peggio ancora di quanto se ne parlasse in passato, perché le critiche al sistema dei partiti non nascono oggi, non nascono in questi mesi, ma certamente in quest'ultimo periodo c'è stata una esasperazione in questo senso. Però va anche sottolineato, e cercherò di mettere in luce questo aspetto, che i partiti rappresentano una delle condizioni affinché un sistema possa dirsi effettivamente democratico. Il professor Onida ieri si è soffermato sull'articolo 1 della Costituzione, nel quale l'Italia appunto è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ebbene, il partito concorre in modo determinante a far sì che il nostro possa essere un sistema davvero democratico. E anche per quanto concerne il lavoro, il tema dei partiti non è certamente estraneo a questo contesto, perché se è vero che nel nostro ordinamento esistono delle organizzazioni, pensate alle organizzazioni sindacali, che hanno lo scopo precipuo di difendere da un lato i prestatori di lavoro, dall'altro lato i datori di lavoro, è anche vero che quando si tratta di decidere come legiferare, quali regole per esempio introdurre nel mercato del lavoro, lì sono i partiti che si confrontano nel dibattito pubblico e si confrontano poi nel luogo dove vengono assunte queste decisioni, che è il nostro Parlamento. Ai partiti la Costituzione dedica soprattutto l'articolo 49, dico soprattutto perché i partiti sono comunque menzionati anche nell'articolo 98, che riguarda però la possibilità di vietare l'iscrizione ai partiti per alcuni soggetti, e sono menzionati anche nella 12ª disposizione transitoria della Costituzione, che vieta la riorganizzazione del partito fascista. L'articolo 49 pone quale soggetto tutti i cittadini, cioè si dice che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Ora, questa, come altre norme della Costituzione, è stata elaborata e votata da un organo che si chiama Assemblea Costituente, che è stato eletto il 2 giugno del 1946 e che era formato da
rappresentanti anche e soprattutto di partiti. I partiti in Italia, il primo partito veramente strutturato nasce nel 1892, era il partito socialista, e certamente i partiti furono protagonisti quantomeno di quella fase successiva alla caduta del fascismo che portò poi all'instaurazione del regime, diciamo, repubblicano, democratico e costituzionale. Quindi all'interno dell'Assemblea Costituente c'è la piena consapevolezza che i partiti negli anni a venire avrebbero avuto un ruolo fondamentale nel sistema. Si trattava di capire come, a quali condizioni, a quali limiti. E all'interno dell'Assemblea Costituente furono presentate alcune proposte sulle modalità con le quali si sarebbe dovuto scrivere quello che poi sarebbe diventato l'articolo 49. Però tutte queste proposte ponevano al centro, ponevano quale soggetto il cittadino. Cioè non c'erano proposte formulate con un'espressione del tipo i partiti politici hanno diritto di, oppure i partiti politici sono soggetti che. Tutte le proposte ponevano al centro il cittadino e quindi il diritto del cittadino di aderire ai partiti politici o anche di formare partiti politici per concorrere a determinare quelle che sono le scelte politiche più importanti. Quindi l'idea che traspare dai lavori dell'Assemblea Costituente è che il partito sia un soggetto importantissimo e rilevantissimo nel sistema, ma che sia soprattutto uno strumento, che debba essere uno strumento di cui i cittadini possono avvalersi, dico possono, c'è un obbligo di partecipazione all'attività dei partiti politici, possono avvalersi per determinare le scelte più importanti per una comunità. Il partito quindi è una sorta di trade union, di punto di collegamento tra la società e le istituzioni. Qualunque cittadino, lo ricordava ieri il professor Onida, è portatore di desideri, di interessi particolari, di aspirazioni, però qualunque cittadino è anche componente di una collettività e di una società. E quindi occorre che tutti questi interessi, queste aspirazioni, queste proposte vengano di volta in volta raccolte, canalizzate, rese più razionali, rielaborate da alcuni soggetti che poi si propongano facendo chiaramente delle scelte, cioè stabilendo per esempio quali devono essere le priorità per una determinata nazione in un determinato momento e cercando poi di proporle al voto degli elettori. Perché questo? Perché il termine partito evoca l'idea di parte. I partiti sono esponenti di idee che vengono condivise, si auspica che siano condivise, e che vengono portate avanti da una parte della collettività e che si confrontano, in qualche caso proprio si contrappongono ad idee, a proposte, a tematiche diverse, portate avanti da un'altra parte che si riconosce in un altro partito. Quindi il cittadino al centro del sistema e quindi un diritto di associazione in partiti. L'ho detto anche prima, la Costituzione utilizza il termine, in qualche caso si utilizzano altre espressioni, si parla per esempio di movimenti e qualche volta si usa il termine movimento per differenziarlo dal partito, dice il nostro è un movimento politico, non è un partito. Cambia il nome certamente, però nel momento in cui una struttura che si chiama movimento ha un certo numero di persone aderenti, ha certe regole di comportamento interne, ha determinate modalità per assumere le decisioni, si presenta poi al giudizio e al voto degli elettori, beh, francamente nella sostanza insomma, le diversità rispetto ad un partito classico tendono a sfumare. I costituenti usano il termine partiti, ma potremmo anche parlare di formazioni politiche, di movimenti politici. Ecco, l'articolo 49 enuncia questo diritto di associazione, un diritto, una facoltà che può essere esercitata, e si aggiunge peraltro ad un'altra norma, che è l'articolo 18, dedicata a tutte le associazioni. È una norma che sancisce la libertà di associazione. Però la rilevanza del ruolo che viene dato ai partiti nella determinazione della politica, delle scelte più importanti che ci riguardano,
indusse i costituenti a dedicare una disposizione proprio e specificamente al partito. A che cosa quindi servono i partiti? Dice che i partiti concorrono a determinare la politica nazionale. Concorso che cosa significa? Beh, concorso rende innanzitutto l'idea che vi deve essere una pluralità di concorrenti e quindi i costituenti hanno voluto sottolineare che un sistema che sia veramente democratico non può basarsi su un solo partito, non può basarsi sulla assenza totale dei partiti, sarebbe concepibile, ma non può basarsi neanche su un unico partito. Deve basarsi sulla presenza di una pluralità di partiti che si mettano in competizione democratica tra loro e che si mettano a confronto. Al limite anche un sistema, una legge che limitasse notevolmente la possibilità per i partiti, per esempio, di presentarsi alle elezioni, potrebbe prestarsi a qualche critica, perché ciò che hanno voluto i costituenti è che il sistema dei partiti sia pluralistico. Questo non significa, per esempio, che quando si scrive una legge elettorale non si possono adottare delle regole che privilegino la rappresentanza dei partiti maggiori, dei partiti che ottengono il maggior numero di consensi. Però bisogna sempre esaminare queste disposizioni con un occhio particolarmente critico per valutare se esse non pregiudichino in modo eccessivo il diritto dei partiti a concorrere tra di loro. E il concorso come si realizza? Beh, il concorso si realizza soprattutto tramite la presentazione di persone, di candidati, quando si svolgono le competizioni elettorali. Può trattarsi di elezioni per la Camera e per il Senato, può trattarsi di elezioni di consigli regionali, di un consiglio provinciale, di un consiglio comunale. In tutti questi casi vi sono delle forze politiche che hanno interesse a presentare delle proposte, a sottoporre al voto degli elettori, auspicando che gli elettori giudichino la loro proposta migliore delle altre, e per fare questo i partiti presentano delle persone che sono i candidati. Ho ricordato prima che, per esempio, con riferimento alla legge elettorale della Camera e del Senato, quella attualmente in vigore, si struttura necessariamente sulla presentazione di liste di candidati, e questo per esempio pone un problema, perché di fatto questa legge, a cui si rivolgono tantissime critiche di un altro tipo e forse anche più gravi, pregiudica per esempio la presentazione di candidature individuali, perché bisogna anche dire che i partiti hanno il diritto di presentarsi alle competizioni elettorali, ma non necessariamente sono gli unici soggetti, dovrebbero essere gli unici soggetti che partecipano a tali competizioni. Quindi il concorso tra partiti significa pluralismo, ma significa anche, sotto un altro profilo, eguaglianza di chance, di punti di partenza. Quindi occorre che tutte le normative che in gergo si chiamano di contorno, cioè che per esempio disciplinano lo svolgimento delle campagne elettorali, l'accesso ai mezzi di diffusione, ai mezzi radiotelevisivi, il finanziamento dei partiti, siano volte preferibilmente a porre tutte le forze politiche in posizione di parità, in posizione di poter concorrere senza essere, diciamo, pregiudicate in partenza. Ripeto, questo non significa, per esempio, che un sistema di finanziamento di cui poi parleremo non possa tener conto del numero di voti che una forza politica ha preso, ma tendenzialmente non ci deve essere un pregiudizio, almeno nelle linee di fondo, di questa eguaglianza di chance. Certe diversità di trattamento ci possono essere. Pensate per esempio ancora alle leggi elettorali e alla presentazione delle candidature. I partiti, quando presentano i candidati, dovrebbero corredare le liste dei candidati da un certo numero di firme di elettori, di sottoscrizioni, comprese però un minimo e un massimo. Perché si è voluto questo? Per far sì che una forza politica che si presenta alle elezioni abbia la possibilità di dimostrare di rappresentare già in partenza almeno un certo numero di elettori, e per far sì che l'offerta politica non sia inflazionata, cioè non ci siano centinaia, migliaia di partiti che in realtà vengono presentati solo per creare confusione nell'elettore, perché il partito si presenta, ma nel momento elettorale ciò che è preminente è il diritto di voto dell'elettore,
essere libero di esprimere un voto consapevole. Ebbene, anche per quanto riguarda la presentazione delle candidature, vi sono delle norme che esentano dall'obbligo di raccogliere le firme alcune forze politiche. Ma perché lo fanno? Perché deve trattarsi di forze politiche che abbiano già dimostrato in precedenza di essere rappresentative, perché per esempio in precedenti elezioni erano riusciti ad eleggere dei rappresentanti. Ma questo non è in contraddizione con il sistema, questo risponde alla logica per la quale il partito che ha già dimostrato di essere rappresentativo viene facilitato a presentarsi anche alla successiva competizione. L'articolo 49 poi aggiunge una precisazione, cioè si dice che i partiti concorrono con metodo democratico. Ora, questa espressione può dare luogo ad una pluralità di interpretazioni. Innanzitutto si può dire che il metodo democratico implica che le proposte che i partiti formulano debbono ispirarsi a questo metodo nel senso del loro contenuto, cioè deve trattarsi di proposte che non sono volte a sovvertire i principi fondamentali sui quali si regge un sistema democratico come il nostro. Si possono proporre per esempio anche iniziative di riforma della Costituzione, ma bisogna tenere presente quelli che sono i principi fondamentali del sistema democratico. Sotto un altro profilo, metodo democratico significa appunto eguaglianza di condizioni tra le varie forze politiche. Ma si potrebbe anche andare oltre, perché si può pensare che questa espressione riguardi anche l'organizzazione interna dei partiti. Cioè, come si organizzano questi partiti al loro interno? Come ci si iscrive ai partiti? Come si assumono le decisioni? Come si scelgono, per esempio, i candidati per le varie competizioni politiche? E su questo si può discutere. Da più parti si afferma che sarebbe necessaria una legge che fissasse almeno dei principi base anche in tema di organizzazione interna dei partiti. I costituenti non hanno voluto includere nella Costituzione un riferimento di questo tipo, ma in quel momento era maggiore la preoccupazione di assicurare la libertà dei partiti anche nei confronti dello Stato, cioè partiti come soggetti esterni allo Stato e come soggetti liberi anche nei confronti dello Stato, ma si era reduce da un regime che non aveva tenuto in particolare conto la libertà politica e la libertà di associarsi in partiti. Quindi il metodo democratico dovrebbe anche interessare l'organizzazione interna dei partiti. Un altro tema rilevante che concerne la vita e l'esistenza dei partiti, anche il loro ruolo nella Costituzione, è legato al cosiddetto finanziamento pubblico dei partiti. Se ne discute tantissimo. È di ieri una iniziativa approvata in Consiglio dei Ministri volta a presentare un disegno di legge che dovrebbe nuovamente riformare il sistema del finanziamento. Si è parlato di abolizione del finanziamento pubblico a favore di un sistema che comprenda soltanto le erogazioni da parte dei cittadini privati, con l'istituzione del cosiddetto 2 per 1000, quindi la possibilità per il contribuente di destinare una quota dei tributi che dovrebbe versare lo Stato a questo o a quel partito politico. Ora, anche qui, anche per migliorare, forse per aggiungere qualche elemento di riflessione, bisogna sottolineare che il tema non è soltanto italiano. Il finanziamento dei partiti è conosciuto anche in altri ordinamenti democratici avanzati, esiste in Germania, esiste in Francia, esiste in Spagna, in qualche misura anche nel Regno Unito, anche se lì riguarda solo le forze politiche di opposizione. Perché? Perché c'è la consapevolezza, che continua a essere abbastanza condivisa nonostante le critiche degli ultimi tempi, che comunque l'attività politica ha dei costi e che comunque il finanziamento dei partiti è uno strumento che dovrebbe consentire di ampliare la partecipazione dei cittadini alla politica e di far sì che la politica non resti relegata e riservata solo a quei soggetti che già dispongono di loro di ingenti risorse, in ragione della loro attività economica intrapresa o in ragione di un lascito ereditario o per mille altri motivi.
questa finalità. Il problema semmai è un problema di misura e di controllo. Ho citato gli altri paesi, è certamente vero che gli importi erogati negli ultimi anni dai partiti in altri ordinamenti sono inferiori agli importi che i partiti sono stati erogati in Italia. Parziale eccezione è la Germania, che continuava a erogare contributi abbastanza cospicui anche tra l'altro alle fondazioni costituite dai partiti, però con un sistema comunque diverso. Da noi la prima legge sul finanziamento dei partiti risale al 1974, poi ci sono stati anche almeno 2 referendum, uno che ha visto la vittoria dei no, un altro però nel 1993, nel quale il corpo elettorale si era espresso a favore dell'abrogazione di una parte della disciplina. Si passò ad un sistema che era fondato più sulla contribuzione volontaria, erano 2 per 1000 allora, nel 1997, poi però a distanza di 2 anni si ritornò ad un sistema che può essere criticato sul piano di quantità, ma presenta soprattutto un altro difetto. È un sistema in qualche misura ingannevole, perché prevede quello che dovrebbe essere un rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti, ma in realtà contempla dei meccanismi di automatismo da tramutare questo rimborso in un finanziamento quasi automatico, e in ogni caso per importi che sono largamente superiori alle spese elettorali sostenute dai partiti. È certamente vero che l'attività elettorale è solo una delle attività che i partiti compiono, quindi ci sono altre attività che essi pongono in essere e che meriterebbero di essere finanziate, però naturalmente tutto ciò dovrebbe essere concluso con una certa trasparenza. Nel 2012 la disciplina era ulteriormente cambiata, con una riduzione dei finanziamenti e con un doppio binario, con una quota a titolo di rimborso spese e un'altra a titolo di cofinanziamento, cioè un importo di denaro proporzionato a quello che i partiti già ricevono o riceverebbero dai privati. Adesso si va verso una disciplina ancora nuova e ancora diversa. A mio avviso il problema è più un problema di misura e di controlli, cioè gli importi che possono essere certamente ridotti e contenuti, e di controlli, nel caso si tratti di rimborsi, su come i partiti sostengono queste spese e sulle finalità alle quali queste spese sono dirette. Resta il fatto però che l'attività politica ha comunque, a mio avviso, una necessità di finanziamento, quindi è difficile pensare ad se possibile, ad un superamento di questo sistema. Certamente, ed è il dato di fondo, la legislazione anche di questi anni ha forse dimenticato quelli che erano i capisaldi di quella che avrebbe dovuto essere la disciplina dei partiti dettati dall'articolo 49. Da un lato il ruolo del cittadino, pensate per esempio al ruolo del cittadino che è iscritto in un partito politico e che spesso non ha la possibilità di concorrere davvero alle scelte di quel partito. Forse il ruolo degli iscritti dovrebbe essere valorizzato. Per esempio si potrebbe discutere quando si tratta, che ne so, di elezioni primarie, cioè quelle che si fanno per selezionare dei candidati, lì si potrebbe discutere se e a quali condizioni ammettere al voto anche soggetti che non siano iscritti ai partiti per assumere decisioni che in realtà riguardano in primo luogo questo o quel partito. E il secondo importante valore è quello del pluralismo del sistema e quindi della necessità che gli interventi legislativi siano sempre volti a favorire l'accesso del maggior numero di soggetti alla competizione politica e, se possibile, una loro eguaglianza di chance per poter consentire loro poi un confronto sereno e obiettivo davanti agli elettori, ai quali poi, con l'esercizio del diritto di voto, è giustamente rimessa la scelta finale. Vi ringrazio. Bene, allora buongiorno a tutti, prendo io la parola per ultimo, sono quello in fondo a questo il cartellone. Compito ingrato, già siete entrati della strada, loro sono bravissimi, sono stato un po' greve, anche perché tutto parte dall'intento di far mia male la Costituzione.
Costituzione, penso che tornate a casa e basta, io ho chiuso, quindi per quanto mi riguarda con la Costituzione, per un po' di tempo penso di fare uno stacco. Tra l'altro suona sempre le campanelle qua che fanno scattare questo insieme finito, invece le nostre ore non coincidono con quelle delle campanelle e questo è un guaio. Tutti noi professori universitari, quando facciamo i convegni, eccetera, cerchiamo sempre di parlare per primi, perché se parli per primo l'uditorio bene o male tende a essere più sveglio di quanto non sia quando si parla per ultimo. Io oggi ho ceduto, però ho ceduto e parlo per ultimo in cambio del fatto di parlare poco, e quindi da questo punto di vista vi tranquillizzo perché sarò più breve di quanto non siano stati con me. Tra l'altro uno che parla in pubblico deve saper fare sempre una cosa sola, prima ancora che dire cose importanti. Guardare in faccia le persone che ha davanti, non mettersi a leggere e guardare in basso, deve vedere gli occhi. Allora, siccome gli occhi nostri sono divisi in due categorie, metà sono più, gli altri sono sparati, è la stessa roba, però, perché quando uno tiene l'occhio così, come a un concerto di musica barocca, che non può cedere, allora io direi che lo maschera questo punto di vista. Poi c'è qualcuno con la mano dentro la borsa che usa il telefonino, qualcun altro che lo usa al di fuori della borsa, quindi ho capito tutto, non mi preoccupate, per farci un po'. Vi consolo con un fatto, voi avete dietro di voi i vostri professori, quindi siete un po'. Noi anche, la tragedia è che noi stiamo parlando davanti al nostro maestro, che fa finta di non esserci, ma noi l'abbiamo visto, sappiamo che c'è, e quindi dobbiamo comportarci come state facendo voi. E io sono in pensione. L'ultima cosa per farvi essere più contenti di essere più particolarmente attenti alla mia relazione è che i vostri professori mi hanno detto che mi invitavano particolarmente sulla mia. Quindi questi quarto d'ora mi raccomando perché sarete testati su questo. Costituzione. È già venuto fuori il concetto secondo il quale la Costituzione è la fonte più importante del nostro ordinamento. Cosa vuol dire? Che è la fonte di tutte le altre fonti. Le regole giuridiche si fondano tutte sull'esistenza della Costituzione. Fonte più alta in grado, fonte più importante, fonte più rilevante, la studiamo da questo punto di vista e questo è un modo di approccio alla Costituzione. Nella Costituzione trovate scritto qual è la nostra forma di governo, qual è la nostra forma di Stato, per cui si parla di Repubblica, ma di Repubblica parlamentare, perché lo prevede la Costituzione. Noi vi diciamo che è la più importante, voi ci dite, ne prendiamo. Però c'è un altro modo di guardare la Costituzione, che è un modo che a me piace ed è una carta dove si trovano scritte delle idee. Le idee che quell'assemblea costituente, che del pari è stata illuminata, avrebbe voluto vedere messe in pratica dai parlamenti che ci sono succeduti nel tempo, dal 1948 fino a quello di recentissimo. L'idea di come i costituenti volevano che fosse lo Stato. E da quello che leggiamo sui giornali, sentiamo i telegiornali, ci guardiamo intorno, avrebbero voluto che diventasse lo Stato e forse non è diventato così. Ma il fatto che la Costituzione contenga delle idee a me piace. Mi piace la parte ideale, anche perché è un paradosso, ma la parte più ideale della Costituzione è quella che si conosce meno, ma è quella che è più vicina ai cittadini. Noi sentiamo sempre parlare della seconda parte della Costituzione che vi dice come funziona lo Stato, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica e via discorrendo. Ma nella prima parte c'è un nucleo di idee, di pensieri, che se venissero letti consentirebbero questi di sentire la Costituzione come una cosa propria. Vi dico alcune espressioni che sono contenute nella Costituzione e sicuramente non ne avete mai sentite nominare come parte della Costituzione. Ma le parole che trovate in questa prima parte sono dignità, equità, sacertà, patria, fedeltà, disciplina, onore. Sono parole che sono
vicine ai sentimenti di ciascuno di noi, più di quanto non lo sia per chi non fa il costituzionalista parlare di Repubblica Democratica Parlamentare. Solo che queste disposizioni sono contenute, queste parole, questi termini sono contenuti in disposizioni di cui si parla tendenzialmente poco. Suscitano poco clamore, suscitano poco richiamo, sono lontane dalle esigenze concrete, e oggi l'esigenza concreta è un'esigenza legata all'economia, per esempio, che dobbiamo campare e sopravvivere tutti, e quindi pensiamo meno all'idea della dignità, ci interessa di più qualcosa che si possa monetizzare. Allora, mentre del principio di uguaglianza tutti avete sentito parlare, ne parlano tutti in televisione, in ogni dibattito politico salta fuori questo principio di uguaglianza, di tantissimi altri concetti nessuno parla mai. Per esempio che il lavoratore e la sua famiglia debbano poter godere di un'esistenza dignitosa. E non vuol dire chissà cosa, ma piena di dignità sì. L'iniziativa economica privata, cioè la capacità di fare anche business, nel nostro ordinamento, che è democratico, è un'iniziativa privata che è libera. Ma nessuno aggiunge mai quello che in Costituzione sta scritto. È libera, ma non deve svolgersi in danno della dignità umana. Quindi io posso fare business, la Costituzione mi consente di fare business, azienda privata, privatissima, ma mai in danno della dignità di privati. Poi c'è una parola che a me in particolare piace molto, che viene menzionata in Costituzione, che è la parola patria, e colpisce il fatto che la difesa della patria sia dalla Costituzione definita come un dovere sacro. Altra parola che con la Costituzione di per sé suona male. E la Corte Costituzionale ha detto che non è scritto così per scrivere, ma che è uno dei più alti doveri stabiliti nella Costituzione italiana. E vengo all'articolo che mi sono scelto. E io mi sono scelto un articolo di cui si parla pochissimo, l'articolo 54 della Costituzione, che dice così: tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica, fedeli, e di osservarne la Costituzione e le leggi. L'ho scelto per due ragioni. Primo, perché doveva parlare di diritti e doveri, io mi sono scelto doveri. Secondo, perché l'idea di chi ha voluto il festival era legato al lavoro nella Costituzione. E il secondo comma di questo stesso articolo parla dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche e anch'essi hanno dei doveri. Questi cittadini che hanno delle funzioni pubbliche, cioè che devono svolgono un lavoro, svolgendo la loro funzione pubblica. E quindi il legame col lavoro della Costituzione nel 54 c'è. Sgombero il campo subito da un dubbio: il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e la legge. C'è chi legge questa doppia proposizione, la fedeltà alla Repubblica e il dovere di osservare la Costituzione e le leggi, come unire due espressioni che dicono la stessa cosa. Per cui ci sono molti miei colleghi che dicono questo. Come si fa a essere fedeli alla Repubblica? Si è fedeli alla Repubblica osservando la Costituzione e la legge. Ebbene, io non sono d'accordo. Nel senso che la levatura dei costituenti faceva sì che allora non si scrivessero parole a caso. E quindi se le proposizioni sono due, una ragione c'è. Se c'è una E di mezzo, vuol dire che i doveri sono due e sono distinti. Secondo, perché il modo con cui chi si occupa di diritto come noi dovrebbe sempre proporsi di fronte a una disposizione è quello di interpretarla nel modo più facile possibile, cioè leggendo e capendo quel che c'è scritto. L'interpretazione letterale si chiama questo così. Il dovere di essere fedeli e
di osservarle, tendenzialmente mi porta a pensare che siano due cose diverse. Terzo, un argomento che deriva da un articolo diverso della Costituzione. La Costituzione si spreca poco nella parte scritta in allora da quei maestri, in parole buttate là, pesa le parole pesano come una cima. La Costituzione menziona 4 volte il termine giuramento, non più di 4. E 3 di queste volte si riferiscono al giuramento della più alta carica dello Stato, che è il Presidente della Repubblica. Ebbene, la formula del giuramento del Presidente della Repubblica è questa: prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. Articolo 91. Quindi questa duplicità di espressione, la fedeltà alla Repubblica e l'osservanza della Costituzione, non è buttata là nel 54, è ribadita nell'articolo 91, il che mi conferma nell'idea che siamo due cose diverse. Cosa vuol dire essere fedeli alla Repubblica? Dovere per tutti noi, tutti i cittadini, e il professor Giangasco ci ha appena detto che il termine cittadino va inteso in senso lato, hanno questo dovere. Come si fa a essere fedeli? Il termine fedeltà nel linguaggio comune ci fa sempre venire in mente, per prima cosa, l'idea della fedeltà in amore, l'idea della fedeltà nell'amicizia, cioè l'idea di un tipo di legame. Però, e voi ne sapete più di me, il termine fedeltà vuol dire anche un'altra cosa. E penso, per fare un esempio comprensibile a tutti, a me per primo, al termine di fedeltà collegato a un apparecchio che riproduce la musica che gli piace. Tutti voi andate in giro con l'auricolare, con le cuffie, probabilmente ce l'avete su anche adesso, mi guardate e mi state ascoltando un'altra cosa. Però io ho visto che i miei figli, da un auricolare normale, che non si vedeva, cominciano a portarsi delle cuffie sempre più grandi e mi chiedono i compagni degli affari che finiranno a essere grandi come un casco. Perché? Perché mi dicono la qualità del suono è diversa. Il suono è più fedele rispetto all'originale. Cosa vuol dire? Più aderente, rispecchia di più quello che voglio vedere riprodotto. Ecco, nell'articolo 54 a me viene sempre l'idea leggendo che il termine fedeltà sia da intendere anche, oltre che come tipo di legame, che lega tutti noi alla Costituzione, che è di tutti noi, anche a questa riproduzione fedele dell'elemento originale. La Costituzione da noi pretende un adeguamento allo spirito originale. Lo pretende da noi tutti, lo pretende dal Parlamento, lo pretende dai governi. Certo, i tempi cambiano, il modo di attuarli cambia, e il nostro maestro è un maestro di questo tipo di studi. Però la fedeltà all'elemento originale deve rimanere. È il grado di aderenza il più vicino possibile a quello che hanno voluto costituire. Se no cambiamo non le parti, che non possiamo cambiare tutte, dobbiamo cambiare la Costituzione. Ecco perché sentite parlare ogni tanto del discorso della nuova Assemblea Costituente, un nuovo potere costituente. Se non vogliamo essere fedeli a questa, allora si tratta di cambiare, mettersi d'accordo sul come, fare reset e cambiarla da cima a fondo. L'altra cosa che mi ha sempre incuriosito con riguardo al termine fedeltà e che mi spiega tante cose, parte da un argomento che non c'entra niente. Tutti voi sapete qual è il motto dell'Arma di Carabinieri, che è nei secoli fedeli. Ed è un motto che risale a ben prima della Prima Guerra Mondiale. Erano nei secoli fedeli allora, erano nei secoli fedeli nel 1933, quando il governo concesse il motto ufficialmente, sono nei secoli fedeli oggi, il motto non è cambiato. Ma allora non può voler dire essere fedeli al governo che c'era
nel 1912 c'era ancora la monarchia. Essere fedeli al Duce 1933, essere fedeli al governo repubblicano oggi. Allora, nei secoli fedeli a che cosa? Nel mondo. E io mi sono fatto l'idea che l'unica cosa che è variata in 100 anni è l'arma. Loro sono nei secoli fedeli all'arma, rimangono aderenti all'elemento originale. È l'arma che negli anni cambia ciò per cui serve. E quindi l'arma cambia, vede cambiare il governo, rimane fedele ai propri ideali anche con il cambio dei governi. E quindi c'è una fedeltà indiretta al governo che passa per la fedeltà diretta alla stessa arma. Equivale la stessa cosa. Possono cambiare il governo, può cambiare il Parlamento, va sulla maggioranza che vi piace, va sulla maggioranza che non vi piace, non mi interessa niente. La fedeltà alla Costituzione è un elemento che rimane fermo, stabile, a prescindere dalla politica. E questo è un dato che interessa di più. Non confondete la fedeltà alla Costituzione con l'orrore che potete provare per la traduzione concreta di ciò che oggi è la politica. Qui siamo su un piano di valori, non sul piano della realizzazione concreta e magari sbagliata dei valori. Fedeli, allora, alla Repubblica. Fedeltà di tutto. Alla Repubblica di tutto. La Repubblica può voler dire tante cose. La Costituzione dice, usa moltissime volte il termine Stato. La usa 58 volte, ne sono contato. La Costituzione usa ancora più volte il termine Repubblica. 82 volte, me ne sono contato. Poi usa il termine Patria 2 volte. E usa anche il termine Italia. Quando poi scrivono fedeltà alla Repubblica, vuol dire lo Stato, vuol dire l'Italia, vuol dire la patria, vuol dire la Repubblica, cioè la forma che abbiamo scelto di governo. Io ho l'impressione che non c'entri nulla di tutto questo. L'ho sempre avuta per la verità, ma la prova ce l'ho da una decina d'anni poco più. Ce l'ho quando è stato cambiato un articolo che apparentemente non c'entra nulla con tutto questo, e che è l'articolo 114 della Costituzione, dove trovate scritto cos'è che costituisce la Repubblica. E c'è scritto testualmente anche una cosa che fa. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane. Questa è la cosa buffa perché non ci sono, che è difficile che costituisce da qualcosa che c'è, qualcosa che non c'è, ma comunque c'è scritto anche questo, dalle regioni, e fin qui in transe sono tutti enti che costituiscono la Repubblica, ma c'è un altro registro che costituisce la Repubblica, che è lo Stato. Anche lo Stato è un elemento costitutivo della Repubblica. E io ho l'impressione che nell'articolo 54 il termine Repubblica sia usato in senso latissimo. Noi abbiamo il dovere di essere fedeli a tutto ciò che costituisce la Repubblica intesa in senso latissimo. E quindi anche a ciascuno di questi enti costitutivi della Repubblica, a chi ne fa parte, a chi lo governa, a prescindere da come lo governa, perché è costitutivo della Repubblica a cui dobbiamo essere fedeli. Seconda parte, rapidissimo. Osservare la Costituzione e le leggi. Dovere. Perché questi due termini? E ci si limita al dovere di osservare la Costituzione e le leggi. Poteva scrivere solo Costituzione, poteva scrivere solo leggi, o andava scritto anche, perché no, ai regolamenti, agli statuti, cioè a tutte le fonti. Allora, una prima ragione per rispondervi la trovo in un altro pezzo della Costituzione che nessuno legge mai, che è il suo preambolo. Nessuno lo legge mai perché viene prima dell'articolo 1.
E nel preambolo c'è scritto chiaramente che la Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica. Quindi anche la Costituzione è legge, con una caratteristica tutta sua, perché è la legge fondamentale, con un'altra che ha detto il collega Giangaspero, che per cambiarla ci vuole un procedimento più forte di quello che serve per fare la legge normale o ordinaria. Quindi la Costituzione andava nominata perché è un tipo di legge particolare. Ma perché poi solo le leggi? Perché le leggi o la Costituzione, e quindi solo queste due fonti, contengono in sé anche tutte le altre fonti. Non esistono fonti dell'ordinamento italiano che non dipendano o direttamente dalla Costituzione o almeno dalla legge. E quindi menzionando questi due elementi si è voluto dire fedeltà alla Costituzione, alle leggi, a ciò che esse prevedono, anche in termini di fonti diverse. Tenete poi presente che sono le due fonti che noi dobbiamo al Parlamento. E guarda caso il Parlamento è l'unico organo che noi eleggiamo direttamente per adesso, poi si vedrà. Chiudo con un accenno a una cosa che forse vi interessa di più. Di fronte ai doveri ci sono spesso dei diritti, come di fronte ai diritti stanno spesso i doveri. Noi preferiamo parlare di diritti perché ci gioca di più, però un diritto corrisponde quasi sempre a un dovere. Qual è il diritto che sta di fronte al dovere di fedeltà e di osservare la Costituzione e le leggi? È un diritto poco conosciuto. Quando si menziona il quale, spesso lo si menziona in maniera sbagliata. Ed è invece un diritto fondamentale. Si chiama diritto di resistenza. Vuol dire la possibilità data sempre a tutti questi fruitori, destinatari di resistere di fronte alla legge. Cosa che piace di solito a quelli che hanno la nostra vita. Quando è che io posso disubbidire alla legge? Lo sentiamo menzionato in telegiornale o lo leggiamo sul giornale sempre in maniera sbagliata. Chi si piazza sul binario ferroviario per protestare per qualcosa e blocca la stazione e dice io faccio diritto di resistenza in nome di questo valore, devo tutelare il mio posto di lavoro o quello di tutti i miei colleghi, resisto di fronte al potere, non usa il diritto di resistenza, anzi fa un abuso, per dirla proprio tutta. Il diritto di resistenza è un diritto fondamentale e si collega proprio al dovere di osservare la Costituzione e di essere fedeli alla Repubblica. Perché? Perché il diritto di resistenza è solo questo. Quando il potere pubblico viola la libertà fondamentale e i diritti garantiti dalla Costituzione. Quando il collega Giangaspero vi ha detto sui diritti non si transitano, i diritti costituzionali non si cancellano, non lo può fare la maggioranza, ma non lo può fare neanche una legge costituzionale. Vi ha detto questo nucleo non si tocca perché garantisce tutto. Allora io quando è che posso resistere di fronte al potere? Quando può toccare. Lì no. Ed è il diritto di resistenza che letto così, secondo me, diventa un dovere di resistenza. Se il Parlamento, un Parlamento, ponesse in essere una legge o una legge costituzionale che tocca i diritti fondamentali garantiti nella Costituzione, noi abbiamo il diritto di resistere, ma se volete possiamo arrivare a dire che abbiamo il dovere di resistere. Ed è un modo, anche questo, per difendere la Costituzione. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Bene, noi ringraziamo i professori universitari per il loro intervento e speriamo che si qualche sera giungerà
Oggi sì. Buon lavoro, fino a stasera in casa. Arrivederci, grazie. Grazie a loro, grazie. Ecco, questo è la... Grazie.